Noi portiamo qui, come portiamo su là, la nostra solidarietà a chiunque partecipe al movimento, perché come accade là e accaduto anche qui da noi, è giusto che le popolazioni decidano del proprio futuro. Dei poteri forti, soprattutto che hanno molti partiti a Roma, la volontà di soffocare. In questo momento una ventina di compagne e compagni stanno occupando gli uffici di Trenitalia in stazione di Vicenza. L'unica risposta che riescono a mettere in campo, quella dei manganelli e dei lacrimogeni, perché devono piegare e fiaccare la resistenza di una comunità che da oltre 20 anni si batte per difendere il proprio territorio. È un progetto devastante, un progetto che serve unicamente a riempire i conti correnti di quelli come il Cassino, quelli delle cooperative rosse, quelli che gridano ogni peso spinto, padroni a casa nostra, come il ministro degli interni Maroni.